capacità a rappresentare questo territorio, anche se siamo in pochi, cerchiamo di lavorare e di portare avanti molte iniziative, una di queste, nella quale crediamo molto, è condividere sui territori le problematiche, ma con un contatto diretto con i cittadini. E proprio in questa visione che noi abbiamo del contatto diretto, della partecipazione, l'invito fatto al Vice Ministro Vito Crimi è per noi prezioso, quindi io vi ringrazio di essere qui con noi. L'argomento è un argomento molto delicato, molto difficile, complesso, è la sicurezza. Permettetemi però una piccola parentesi. In sala ci sono molti nostri ex consiglieri comunali, c'è anche un nostro ex senatore Enrico Capelletti, che ringrazio per essere qui con noi. Noi siamo sempre a disposizione delle persone e affrontare con coraggio questo argomento è un impegno da parte di tutti, di serietà, di coerenza, ma soprattutto di sensibilità, perché quando torniamo a casa la sera, soprattutto le donne, a volte ci guardiamo alle spalle con un po' di sospetto e un po' di paura, vorremmo sentirci sicure, ma la sicurezza da che cosa comincia e dove finisce? E quindi lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie. Abbiamo affrontato anche delle tematiche alte e non indifferenti. Detto questo, rispondo subito alle tue domande, perché ritengo che alle domande si risponde subito e poi faccio le premesse dopo. Sulle forze di polizia, così come in tutta la pubblica amministrazione, non è un problema solo delle forze di polizia, ma della pubblica amministrazione, che è stata fermata, bloccata, congelata per quasi 20 anni. Ma vale per le polizie, ma vale per tutta la pubblica amministrazione, creando un vuoto generazionale. Io sono entrato nella PA della pubblica amministrazione del Ministero della Giustizia nel 99, uno degli ultimi concorsi, poi recentemente è ripartita la stagione delle assunzioni. 20 anni. 20 anni significa un vuoto generazionale, vuol dire che ci sarà un momento in cui andranno in pensione tantissime persone e non ci sarà il ricambio. Vuol dire conflitto generazionale all'interno della pubblica amministrazione tra giovani e meno giovani senza fasce intermedie, vuol dire oggi rincorrere le assunzioni, che vale per le forze di polizia, il più velocemente possibile, e non ce la si fa perché, parlavo stamattina ero a Pescara dove c'era una scuola di polizia della Polgai, c'è un limite oggi per esempio all'accoglienza delle scuole di polizia, sono 3.000 uomini in contemporanea che possono avviarsi a corsi, quindi anche quelle che erano specialistiche si sono dovute convertire alla base, alla generale diciamo, di corsi per poter preparare i futuri agenti, vista l'immissione in ruolo di tantissimi agenti nell'ultimo anno e tanti che ne verranno in futuro. Questo per dire che ci si ritrova a dover fare 12.000 assunzioni e anche se si avessero i soldi e si potessero fare subito, non saremmo in grado di farlo, tra concorsi, selezioni, ricorsi, errori nel fare i concorsi. Quando penso al concorso per vice ispettore della polizia, è stato uno degli esempi più brutti di concorso che è stato fatto, adesso lo stesso capo della polizia ha detto è l'esempio di come non si fanno i concorsi, e crea tutto questo rallentamento che ovviamente oggi paghiamo. Quanto riguarda la polizia locale, è necessaria una riforma. Questo è un tema che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo portato avanti per tanti anni. È necessaria una riforma. Allora, la polizia locale, e mi riferisco in particolare alla polizia locale delle città, capoluogo di provincia o metropolitane, è e deve entrare nel dispositivo complessivo di pubblica sicurezza in maniera organica, dove organica non vuol dire che deve essere nelle mani del sindaco decidere cosa fa e cosa non fa la polizia locale, armarla, non armarla, darle compito, non darle compito, cosa che oggi avviene. Per cui io ricordo che a Brescia avevamo un vice sindaco con delega alla sicurezza, che lo chiamavano lo sceriffo, perché aveva utilizzato la polizia locale come il suo corpo, lui il comandante, diciamo, come il piccolo ministro dell'interno di quel comune, e non va bene. Per questo serve una riforma della polizia locale che gli dia la giusta dignità di forza di polizia, quindi la giusta dignità, ma con i confini
e i compiti ben determinati, definiti con il coordinamento del questore e non di altri, come succede nelle altre forze di polizia. Oggi è tutto chiaro cosa fa la Guardia di Finanza. La differenza tra carabinieri e polizia, anche se magari voi non la percepite, è netta, hanno ben chiaro cosa fa l'uno e cosa fa l'altro. Le famose diatribe tra polizia e carabinieri sono storie del passato, ormai le riforme hanno portato anche a un certo tipo di coordinamento, per cui c'è il discorso della territorialità, per cui nelle città c'è prevalenza della presenza della polizia, nei territori fuori provincia invece c'è la presenza dei carabinieri e comunque hanno dei compiti ben specifici, c'è un coordinamento funzionale da parte del questore delle forze di polizia, c'è una Guardia di Finanza che non cosa fa, la polizia penitenziaria dei compiti precisi, la polizia locale deve avere dei compiti precisi che devono essere definiti nell'ambito di un dispositivo complessivo di pubblica sicurezza che non può essere lasciato nelle mani del sindaco. Ripeto, perché oggi è così, la polizia locale, perché in alcuni casi viene utilizzata dal questore, però di fatto è quasi, perché così sono dei dipendenti del comune, a tutti gli effetti parificati agli altri dipendenti del comune. Detto questo, e qui cosa può fare il comune, il ruolo del sindaco, il ruolo del comune? Partiamo da un principio: sicurezza e libertà. Sono due valori assoluti che non credo che imprescindibili. Però dobbiamo tenere in considerazione che la sicurezza è libertà, e con l'accento libertà, perché sentirsi sicuri ci consente di essere liberi di uscire, il discorso che facevate prima, liberi di svolgere le nostre attività, anche liberi di manifestare in tutta sicurezza. Ecco, la libertà di fare tutte le nostre attività quotidiane, quella è sicurezza. Oggi fuori ci sono, credo, ancora 2 agenti di polizia e penso che ci sentiamo tutti più sicuri. Sono 2 agenti delle forze di polizia in servizio, ci danno sicurezza e quindi ci sentiamo più tranquilli, più sicuri. Allora vi faccio una domanda: se voi vedete una pattuglia della polizia in giro e la vedete in un posto, adesso non conosco le vie di Mestre, di Venezia particolari, però immaginate una pattuglia della polizia in via Monte Napoleone o in via Condotti, per dare nomi che conoscete tutti anche di altre città. L'immagine è di sicurezza, io sto facendo i miei acquisti di lusso e sono sicuro che ho una pattuglia di polizia vicino. Se la vedete magari in zona stazione a Mestre o il primo pensiero che mi viene in mente qual è? Cosa sta succedendo? Stanno arrestando qualcuno? C'è spaccio? C'è quasi al contrario. Allora, la presenza delle forze di polizia come deterrente e come senso di sicurezza non sempre ha lo stesso effetto. Se avviene in un posto dove la nostra percezione è complessivamente di un posto insicuro, di degrado, nel nostro immaginario scatta l'idea che quelle forze di polizia presenti in loco siano lì per effettuare un'operazione di polizia e non per la garanzia della mia sicurezza. E questo, diciamo, a volte potrebbe dare un effetto distorsivo invece di quella presenza che può dare un contributo alla nostra sicurezza. E quindi perché ciò avviene? Perché noi abbiamo una percezione di un luogo che è insicuro e qui entra in gioco il concetto di sicurezza integrata, cioè tutte le istituzioni devono fare la loro parte. Oggi ero a Pescara e c'era una zona degradata, molto degradata, centrale di spaccio eccetera, in cui hanno difficoltà a risolvere i problemi, la chiamano ferro di cavallo. Se voi vedete in Google Maps come è strutturata quella struttura, vi accorgete che se l'avessero costruita al contrario, quella zona sarebbe una bellissima zona. L'hanno costruita in modo tale che la parte interna è totalmente inaccessibile dall'esterno, e quindi impossibile da controllare, impossibile da passarci, e quindi l'urbanizzazione, per esempio, di luoghi è un elemento importante perché non si creino delle sacche di illegalità dove chi va si sente insicuro. Quello è un elemento importante che spesso non viene preso in considerazione. I ghetti. Molto spesso si creano delle zone dove si concentrano o delle etnie o delle, a volte capita il quartiere dei calabresi, il quartiere dei siciliani, un siciliano che si è trasferito a Brescia 21 anni fa,
che a un certo punto ha cominciato a sentire questa tendenza a fare, diciamo, comunanza con tutti i miei colleghi e amici che man mano vedevo che erano della mia terra. Tutti questi meccanismi, in qualche modo, quando si creano meccanismi di ghetto, sono pericolosi, perché vanno a incentivare poi anche delle divisioni sociali, delle lacerazioni, che vanno affrontate prima dai sindaci, delle istituzioni che si occupano del sociale, vanno affrontate con interventi urbani di riqualificazione, di decoro. Il decoro urbano, un altro elemento importante, come vi dicevo prima, se un'area, una zona è degradata di suo perché non c'è un'immagine decorosa, quella zona a maggior ragione sarà non solo percepita come insicura, ma sarà quasi un effetto scontato che quella zona proseguirà nel suo degrado. La continuità di servizi, per esempio una tendenza, mi riferisco sempre perché prima ancora di fare gli sceriffi di polizia, i sindaci dovrebbero imparare forse a costruire le loro città con criteri meno cementificatori e più di buonsenso. Oggi c'è la tendenza a creare aree di servizi primari, non so come possiamo definirli, o qualcosa del genere, che hanno una loro peculiarità. Quindi hai la zona commerciale, il parco, la zona industriale, fateci caso come sono costruite le nostre città. Questo non aiuta. Quando tu hai, e non mi riferisco ovviamente alle zone industriali dove ci sono rischi che hanno un altro tipo, mi riferisco a dove sono i capannoni normali, di artigiano, molto spesso sono zone artigianato, zone di artigiano, zone di industriali, zone isolate. Poi ci sono le zone dei parchi, dei grandi parchi che però intorno magari hanno il vuoto, non ci sono negozi, non c'è la possibilità, quindi lì non c'è il servizio, magari non c'è la polizia municipale lì, la caserma, perché il parco è l'area di parco e basta, deve essere solo quello. Allora, questa suddivisione porta che ogni area, per le sue caratteristiche, favorisce magari una tendenza di un certo tipo, di sicurezza maggiore o di insicurezza maggiore. Quindi questi sono gli interventi di sicurezza integrata che bisogna fare. Quando pensiamo alle stazioni, quando immaginiamo le nostre grandi stazioni, per esempio in Italia, noi la prima immagine che abbiamo sono l'immagine dei luoghi più degradati d'Italia, perché lì si concentra in generale il disagio sociale, perché la stazione è sempre stato un luogo, un crocevia. Io racconto sempre che quando sono arrivato a Brescia, a 27 anni, i miei primi 3 giorni, io abitavo in un convento che mi ospitava in attesa di cercare casa, i miei primi 3 giorni le giornate le trascorrevo in stazione. Ma perché? Perché nel luogo dove c'avevo i telefoni, avevo il bar, avevo l'edicola, avevo tutto quello che mi serviva lì. In quel luogo avevo tutti gli autobus che passavano per andare poi a vedere le case che avevo preso in affitto, gli autobus per il fuori città, cioè avevo tutto lì. E quindi la stazione è necessariamente un luogo importante di crocevia, non solo di tutti, e quindi anche di chi ha situazioni di disagio. In quel momento io ero in una situazione di disagio, ero un emigrato che cercava casa, quindi come oggi il migrante mi trovavo in una situazione di disagio. Pure la mafia è un altro fenomeno che crea insicurezza, lo crea a tutto il sistema. E c'era un fatto che mi aveva veramente sconvolto, me lo faceva notare Enrico, che recentemente c'era stato un arresto del Padovano di 7 persone appartenenti a una famiglia originaria del Crotonese, ma nell'ordinanza del GIP di Venezia c'era scritto che il boss manifestava grande disponibilità nel risolvere i problemi di chi gli chiedeva aiuto, evitando alle stesse il fastidio di rivolgersi alle forze dell'ordine. Evitando alle stesse il fastidio di rivolgersi alle forze dell'ordine. E risolvendo in maniera facile i problemi. E quindi c'era l'imprenditore che non era pagato dal suo cliente, si rivolgeva al boss e il boss gli risolveva tutto. C'era quello a cui non pagavano l'affitto, l'azienda industriale, si rivolgeva al boss per chiedere di risolvere il problema. Poi il boss redimeva in modo suo, o al modello il padrino, quelle cose che abbiamo visto nei film. E questa è una cosa preoccupante, questa è una cosa che dovrebbe preoccuparci, che va al di là della nostra sicurezza quotidiana, ma va per
la nostra sicurezza in generale, come diceva Felice prima, in generale la nostra sicurezza, la sicurezza ambientale, la sicurezza complessiva dello svolgimento delle attività della pubblica amministrazione con onestà, quindi fenomeni corruttivi, eccetera, eccetera. Insomma, questo è un aspetto che, ripeto, non attiene molto spesso alla nostra quotidianità, alla nostra percezione di sentirsi sicuri, però non la dobbiamo trascurare, perché per chi viene da Palermo e sa cos'è la mafia, è una piovra che se non uccidi subito, quando sta cominciando a diramare i suoi tentacoli, poi difficilmente riesci a fermarla e a schiacciare la testa, perché i tentacoli arrivano ovunque e non li fermi più, come è successo a Roma con Mafia Capitale, che si chiami mafia, che si chiami mafia, non è importante. Un fenomeno che è talmente incancrenito nella città che ancora oggi la nostra Virginia eroicamente cerca di sconfiggere con le difficoltà. Vedete oggi pure gli scioperi, come se non bastassero il disastro in quella città, come se le responsabilità fossero dell'amministrazione comunale per i danni creati in 20 anni a questa parte. Ecco, questi sono i fenomeni che dobbiamo attenzionare. L'importante è che ogni istituzione faccia la propria parte e il comune deve fare la propria parte, lo deve fare il comune, lo deve fare la questura, lo deve fare la prefettura, devono fare tutte le istituzioni e ogni singolo cittadino. Ben vengano le iniziative, quelle famose del controllo del vicinato. Giusto anche, scusami, mi dilungo, ma dico un esempio per farvi capire come a volte dei piccoli accorgimenti possono aiutare a migliorare il senso di sicurezza e la percezione. Pensate alle strade illuminate, quanto valore danno le strade illuminate. Allora un'illuminazione intelligente, se uno vuole risparmiare, non vuole spendere soldi, che dove passano le persone, quando passano si accendono le luci. La luce è nemica del criminale. I negozi a volte basterebbe una riorganizzazione interna, basterebbe insegnare ai commercianti, a chi può ovviamente per le caratteristiche del proprio negozio, una riorganizzazione interna tale da disincentivare la rapina, perché le condizioni sono un po' più difficoltose rispetto a un altro, e quello potrebbe disincentivare magari una rapina, e quindi in quella zona, se tutti i commercianti utilizzano degli accorgimenti, da telecamere collettive che consentano anche un controllo d'insieme, o anche un'organizzazione interna del negozio, della parte dove tieni i soldi, da rendere difficile o comunque un po' più laborioso. Sono piccoli accorgimenti che tutti insieme, per farvi capire come il ruolo deve essere di ogni attore, aiutano a migliorare il senso di sicurezza. Grazie. Sì. Ringrazio il Vice Ministro per averci fornito questo spaccato. Sono stati messi sul tavolo tanti temi, diversi temi, con riferimento alla prevenzione, che è una delle attività fondamentali proprio per ridurre la delinquenza, la microcriminalità, e purtroppo sappiamo che questo comune non ha agito in tal senso, ma anzi ha fortemente depotenziato i servizi sociali, il che di certo non aiuta. Abbiamo iniziato a vedere appunto quale può essere il ruolo della polizia municipale, che appunto qui nel Comune di Venezia oggi sembra essere un ruolo di immagine, soprattutto per dare questa sicurezza percepita, quindi le volanti Piazza Ferretto, ma insomma i vigili armati. Ma una domanda che volevo fare era se quali funzioni, visto che la polizia municipale dovrebbe avere funzioni di tipo amministrativo, se ci sono delle funzioni che potrebbe svolgere in appoggio alla Polizia di Stato, per poter in qualche modo liberare più risorse della Polizia di Stato, che poi si possono occupare di attività effettivamente per le quali sono formate, per le quali hanno anche gli strumenti per intervenire, e
che magari invece stanno in ufficio a fare appunto attività amministrativa, aumentando quindi la presenza in strada sì di forze dell'ordine che non solo hanno un ruolo così di facciata, ma che abbiano anche le competenze e la formazione per intervenire in caso di situazioni reali. Per ragionare su uno dei temi fondamentali che hanno a che fare con le nostre città. Quando Elena La Rocca mi ha contattato, ma ci siamo trovati all'interno del Consiglio Comunale di Venezia per ragionare su questo tema, io devo dire che sono stato subito d'accordo, perché questo è uno degli aspetti fondamentali, più controversi, più delicati di un'intera città, di una cittadinanza, di un tessuto urbano. Tra l'altro nella mia cultura sociale e cultura etica in senso ampio, credo che il concetto di sicurezza dovrebbe essere declinato sotto diversificati punti di vista, perché sicurezza non è soltanto un problema che ha a che fare con l'ordine pubblico o con la lotta alla criminalità. Sicurezza invece è un concetto molto più ampio che ha a che fare ad esempio con la questione ambientale, con la questione dell'igiene, con la questione sanitaria, quindi riguarda un uomo, l'uomo e la società nel suo insieme, e andrebbero coniugati appunto assieme tutti questi concetti che non possono essere tenuti e vissuti soprattutto separatamente tra di loro. In preparazione di questo incontro io mi ero premurato di recuperare sia presso il comando della Polizia Municipale di Venezia che presso la Prefettura di Venezia i dati concreti, i numeri, per avere anche un'idea nell'ultimo periodo che cosa è successo. Devo dire che in maniera solerte e anche accurata mi sono stati forniti questi dati, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni, e se andiamo a guardare quelli che sono i dati della città di Venezia, del comune di Venezia e della municipalità di Venezia, dell'ex provincia di Venezia, vediamo sostanzialmente che quantomeno dai 5 anni qua non ci sono numeri in eccesso, non ci sono aumenti significativi, ci sono sostanzialmente reato per reato, tipologia di reato per tipologia di reato, sostanzialmente delle situazioni stazionarie, spesso per certi tipi di reato anche in diminuzione, seppur in lieve diminuzione, e questo direi che dal punto di vista così dell'oggettività è abbastanza confortante. Cos'è invece che non è confortante? Non è confortante quando si gira per la nostra città, per Mestre in particolare, e si incontrano i cittadini. Uno l'ho trovato anche poco fa, tra l'altro una persona qualificata che veniva dal corpo dei vigili del fuoco, che aveva svolto nel passato un'attività anche di polizia giudiziaria con me molto rilevante all'epoca del teatro, la Fenice, degli incendi e così, e mi raccontava episodi che si vivono quotidianamente in piazza Donatori di Sangue, alla stazione. Sono sicuramente episodi preoccupanti. Allora bisogna capire bene però in che situazione ci troviamo, che cosa si può fare e che cosa si vuole fare, e soprattutto credo che sia indispensabile capire bene che cosa noi intendiamo in generale per sicurezza e come vogliamo arrivare ai nostri cittadini, prospettarci in materia di sicurezza, con quali concetti, con quali idee, con quale cultura, e aggiungo sempre anche con quale etica, proprio sotto il punto di vista umano. Se noi ci troviamo in questa situazione oggettivamente, da un punto di vista numerico, di non allarme, da un punto di vista soggettivo c'è sempre la sensazione nei cittadini che invece sia molto da fare, che zone della nostra città siano completamente abbandonate. Ora, come veniva accennato, come era stato scritto, io vengo da questa esperienza recente, dopo aver finito il mio prestito alla politica e aver dato dimissioni anticipate dalla magistratura, con questa attività di consulenze che faccio con l'ONU. Tra l'altro occupandomi degli stessi temi: criminalità, sicurezza, lotta alla corruzione, ambiente, di cui mi sono occupato sia da magistrato prima e anche dopo da senatore. Alle volte faccio fatica, quando torno a Venezia, a ragionare in tema di sicurezza, perché se io penso che cosa succede fuori dalla nostra provincia, anche in Italia,
e anche in certe importanti città d'Italia, del centro o del sud, e ancora peggio che cosa succede fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, credo che viviamo in realtà che sono molto particolari e per certi versi anche positive. Perché guarda, cito un solo esempio che abbiamo letto di recente, ma già ne avevamo avuto sentore, di quello che succede fuori dal nostro continente. Quando sono stati arrestati in Messico, qui accanto praticamente una cittadina vicino alla capitale già del Messico, alcuni giorni fa, i due figli del Chapo, quello che è successo, sarebbe più facile dire quello che non è successo, una rivolta sociale, spari, fuochi, incendi, aggressioni alle forze armate, tanto che il governatore è stato costretto a liberare questi due figli, in realtà che sono devastanti, e situazioni non a questo livello ma gravi ci sono in molti altri stati. Questo però non ci può impedire, non ci deve impedire di ragionare sulla nostra realtà, perché è ovvio che non è che pensando gli altri stanno peggio e noi stiamo meglio che risolviamo i nostri problemi, proprio perché quando noi abbiamo occasione, quando ci capita, la sera veniva ricordato anche poco fa, quando specialmente una donna ha l'occasione di dover uscire di sera per gli affari suoi, qualsiasi motivo, deve essere libera di fare quello che vuole, non può avere il timore, il pensiero, la preoccupazione di tornare a casa integra, di sospettare di qualsiasi cosa, di qualsiasi ombra. Qual è la maniera per affrontare questo senso di insicurezza, di timore, di paura anche che c'è alle volte nei nostri cittadini? Ci sono sostanzialmente due approcci a queste situazioni come rimedi, come prospettazioni, e sono quelle che praticamente vediamo così propugnate negli ultimi anni dall'attuale amministrazione di Venezia, e cioè quella diamo le armi a tutti i vigili urbani, mettiamo dei Rambo per le strade, che poi i Rambo non li vediamo proprio, non sono neanche, e quindi il metodo forte, intervenire così. Oppure c'è una maniera che ritengo più umana, più ragionata, cioè quella di capire quali sono le radici di determinate situazioni, dove si inseriscono queste situazioni e quali sono i sistemi per intervenire. Infatti io, proprio perché per 26 anni ho fatto il magistrato, soprattutto giudice istruttore e poi pubblico ministero, e direi nonostante questo, credo che l'aspetto della repressione, l'aspetto della punizione sia sicuramente importante, però non è l'aspetto risolutivo di questi problemi. Questo, guardate, lo dico qua, l'ho sempre detto quando ho avuto occasione di parlarne a Mestre, a Venezia, in territorio italiano, ma guardate, lo dico perfino in America Latina. Io mi ricordo che alla fine nei miei interventi uso un'espressione che è a pesar di aver sido, nonostante io sia stato per tanti anni magistrato, non basta l'aspetto repressivo per intervenire. È chiaro, ci mancherebbe altro, quando ci sono dei delitti, quando ci sono dei problemi, dei reati di qualsiasi genere, bisogna che ci sia chi è in grado intanto di intervenire a commissione avvenuta, di cercare di individuare colpevoli, responsabili, di portare le prove in tribunale, se ci sono le prove di arrivare alle condanne, che le condanne vengano scontate. Ci mancherebbe altro, sarebbe contro la mia storia e anche la mia cultura negare questo. Però guardate, questo non basta. Questo non basta perché noi l'abbiamo visto quando abbiamo fatto la lotta al terrorismo, quando abbiamo avuto grandi problemi anche in Veneto di corruzione, perfino nella lotta alla mafia. Se noi pensiamo solo all'aspetto repressivo, pur fondamentale, ripeto, pur importantissimo, e cioè la presenza di carabinieri, di polizia, di magistrati, di intelligence che lavorano in coordinamento tra di loro in maniera adeguata e supportati da mezzi adeguati, questo non basta, perché ripeto, bisogna che andiamo a capire che cosa succede in piazza del Dottore di Sangue, su via Piave, sulle varie stazioni eccetera. E allora non mi basta il proclama dell'assessore veneziano, che non mi ricordo, non so neanche come si chiama, che parla così, in questa maniera così estemporanea dei vigili urbani, della polizia municipale. La polizia municipale ha dei compiti specifici, può fare anche polizia giudiziaria, ci mancherebbe altro, rientra nelle possibilità, soprattutto in determinate situazioni, ma non è quello il compito fondamentale della polizia municipale. La polizia municipale è una polizia
concettualmente in senso ampio amministrativa, che deve pensare a tutti gli aspetti che hanno a che fare con una città, quindi con il commercio, con l'artigianato, con le persone anziane, con i giovani, con le scuole, con le strade, nella nostra zona con le acque, quindi tutti questi aspetti vanno curati. Poi se ci sono delle atti è chiaro che deve intervenire, non dico il giuridico intervenire in quanto comunque sono pubblici ufficiali, però non sono loro la soluzione del problema. E non si può pensare a un'amministrazione locale, qualsiasi essa sia questa amministrazione locale, che centra la questione sul dare le armi ai vigili urbani tra l'interesse, non so se il servizio lo sa, cioè questi gli fanno fare la palestra forzati per avere più muscoli quando devono intervenire e correre. Non si capisce che ci sono compiti diversificati, che sono quelli delle forze di polizia in senso proprio, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, ognuno nel proprio settore di competenza, e polizia municipale che ha degli altri compiti. Possono coordinarsi tra di loro, ma curano comunque un aspetto di sicurezza che è demandato alle forze nazionali della polizia in senso lato giudiziario. È una presenza, perché il tema è veramente delicato. Io vorrei tornare un po', iniziare un po', sviluppo 3 minuti perché sia importante che parlino loro, forse presenti. Allora, io stamattina ho dedicato un po' di tempo, caro Vice Ministro, su internet per cercare dei dati e ho visto che intanto qui non c'è una totale trasparenza, perché se voi andate a chiedere ancora oggi non si sa il numero di vigili, quanti effettivamente sono. I vigili nel 2015 erano 350, 370, poi quest'anno dovevano diventare, e sono diventati da affermazioni virgolettate dell'assessore, 592, dovranno diventare 800, come dice il comandante dei vigili, entro 4 anni, cioè l'assessore ha promesso che ogni anno ci saranno 100 vigili in più. Se andiamo a vedere un po' le statistiche, noi vediamo che Venezia ha un rapporto di 1,33 per 1000 persone, Verona ne ha 1,12, le grosse città tipo Roma, Torino, Milano hanno un rapporto di 2 vigili, li chiamo vigili per abbreviare, quindi forza di polizia locale, 2. Quindi questo che cosa significa? Significa che se il rapporto aggiornato a giugno del 2019, ma inerente la forza effettiva del 2018, significa che il rapporto di 1,33 verrà triplicato o quantomeno raddoppiato, di conseguenza verrà portato ad un rapporto vigile e 1000 abitanti a 2-3, quindi superiore praticamente a tutte le altre città, compreso Napoli, Palermo, Catania e Messina. Il mio non è un discorso, attenzione, non vorrei che si strumentalizzasse e si pensasse che non voglio l'occupazione dei giovani nella sicurezza nella città, no? Perché sono le cose più importanti di questo tessuto sociale. Ma io non vorrei neanche che si stia strumentalizzando politicamente per una campagna politica e dire che c'è sicurezza praticamente a Venezia. Cioè la sicurezza non è che viene fatta con i numeri e con le percentuali e arrivare al primo posto, perché già nelle spese Venezia è al 7° posto a livello nazionale. E dopo Venezia c'è Napoli, c'è Catania, c'è Messina, c'è Palermo negli ultimi posti. Quindi una cosa è praticamente far funzionare la sicurezza nei vari comparti. Il coordinamento, come diceva lei, giustamente già c'è tra le forze di polizia, si è accentuato in senso positivo sempre di più tra carabinieri e polizia. I vigili non si devono, come diceva anche Felice, sostituire a un qualcosa che non gli compete. Fino a prova contraria, a meno che non l'avete abrogato stanotte, la legge quadro dell'86 non mi pare che sia stata abrogata né modificata sostanzialmente, no? Quindi i compiti erano prettamente amministrativi e ausiliari, diciamo, tra virgolette, no? Quindi il fatto adesso di far arrivare i droni, a Jesolo sono arrivati i droni, no? O a Venezia ci sono 5 cani, difatti qualcuno mi ha fatto la battuta che ci vorrà, anzi stamattina sul giornale mi pare che c'era scritto che ci vogliono anche i canili, quindi metteremo anche la vigilanza poi ai canili per i cani che aumentano sempre di più.
Ma non è questo il concetto di sicurezza, come diceva Felice Casson all'inizio. Cioè il concetto di sicurezza è che ognuno deve fare le cose di propria competenza. I Rambo o correre dietro ai nigeriani, questa è un'affermazione fatta dal sindaco ai giornali, quindi non è che ce lo inventiamo noi, è fuori luogo, è inopportuna. Cioè il fatto di fare ginnastica e correre dietro ai nigeriani non va assolutamente bene. Quindi secondo me va rivista una situazione, è vero che i 3 decreti legge 2017, 18, 19 hanno sancito che i comuni virtuosi possono avere delle spese chiaramente anche per il 2019 per quanto riguarda la sicurezza e quindi nello specifico i vigili. Ma io concludo questa considerazione, poi se lei vuole commentarla benissimo, cioè non deve essere esasperata questa situazione di comune virtuoso per farsi politica. Un'ultima considerazione, io leggevo 5-6 giorni fa, e l'avete letto anche voi, che in campo Santa Margherita a Venezia dominano gli spacciatori di stupefacenti eccetera. Qual è la proposta? Ecco perché c'era bisogno che ci fosse l'assessore, perché da un virgolettato a metà novembre, signori, lo sapete il comune cosa ha deciso di fare? Un'assemblea con i commercianti e i cittadini per pagare con piccole quantità di denaro per pagare una vigilanza privata in un luogo pubblico. Allora, Vice Ministro, le chiedo, ma una iniziativa del genere, ma può esserci? Ma c'è per caso, perché io vivendo a Venezia da tanti anni, ho girato solo una decina di regioni, ma non mi risulta che ci siano queste iniziative, anche perché come si fa a fare un po' di confusione e far gestire da una società privata la gestione di un luogo pubblico, non aperto al pubblico, un luogo pubblico dove e per i quali già i cittadini pagano chiaramente le forze di polizia e gli stessi vigili. Quindi anche questo diciamo che mi ha lasciato un po' veramente perplesso sulla gestione e quindi ecco perché all'inizio ho iniziato a dire cosa non deve fare forse il comune. Cioè non deve fare la rincorsa praticamente agli armamenti e al rendere Rambo, e penso che molti sindacati dei vigili siano d'accordo, anche se c'è qualcuno che ha affermato in un'altra provincia che praticamente oramai la società si è evoluta e quindi ci vuole una diversificazione e un armamento particolare dei vigili. Ci sono parecchie cose che non vanno, erano solo le mie considerazioni, grazie Ela ancora per avermi invitato. È stata una decisione politica, si è deciso di chiudere tutte le strutture pubbliche dove si faceva formazione professionale di primo livello e di secondo livello. Perché parto da qua? Parto da qua e da questa considerazione che mi addolora, perché questo Paese ha dimenticato i giovani più fragili, gli adolescenti e chi vuole rientrare nel mercato del lavoro. Molto spesso sono le seconde generazioni che cercano un'integrazione e invece di sostenere questi percorsi e di accompagnare queste persone ad una maggiore integrazione non solo sociale, ma lavorativa, culturale, di impegno sociale, noi sistematicamente, soprattutto in Veneto, chiudiamo tutto e ovunque, lasciando le periferie abbandonate a loro stesse. Periferie che si allargano sempre di più. Porto un esempio: via Fratelli Bandiera, territorio di Marghera che ci unisce tra Mestre e Marghera. Conosciamo bene questi territori di degrado, dove le aziende non ci sono più, le fabbriche non ci sono più, le scuole non ci sono più. E allora cosa c'è? C'è la prostituzione di giorno bianca sulle strade, nelle aree più interne delle donne nere, perché costano di meno, quelle che si comprano con nulla, che fanno
parte della tratta, e poi c'è lo spaccio, ovunque. Perché anche se abbiamo le camionette esposte alle entrate della città, Mestre piange molti giovani morti per questo motivo. Allora, che cos'è l'impegno per la sicurezza? Io me lo chiedo sempre. È investire nel sociale, è investire per chi ha bisogno di rientrare nel mercato del lavoro, è investire per non lasciare gli adolescenti per la strada il pomeriggio perché magari non hanno una famiglia, è investire per chi arriva da un altro paese e non parla la tua lingua e vuole imparare, è investire nell'umanità. È difficile? Sì. Costa? Sì. Abbiamo le risorse? Spesso, quasi sempre no. E come si risolvono? Un pezzo alla volta. Un pezzo alla volta. Una scuola cambia un territorio. Un negozio illumina una strada. Ma non sono le luminarie di Natale, accese da ottobre a febbraio-marzo. È l'illuminazione intelligente. È illuminare un passaggio pedonale. È mettere le luci giuste davanti a una scuola serale, incentivando la formazione continua e sostenendo quindi quella voglia di imparare che hanno le persone, che abbiamo noi tutti, anche voi siete qua per imparare qualcosa di più, lo stiamo facendo insieme, io vi ringrazio. Ma è faticoso, è un lavoro che non si vede, è un lavoro che non puoi esibire, non lo metti in piazza, non lo metti alle feste, è un lavoro duro, perché devi scendere in strada e sporcarti le mani, stare vicino ai tuoi assistenti sociali, verificare cosa fanno, che progetti portano avanti, andare a vedere quanto costa un giovane adolescente messo in una comunità e se quella comunità lavora e fa un progetto utile. E quanto costa aver chiuso una scuola serale per aver fatto scelte diverse ai privati e non entro in merito. Sono scelte politiche profonde. E io vi invito a riflettere, perché anche questo vuol dire lavorare per un paese sicuro, per un territorio sicuro, per una comunità sicura. Non sono solo le divise, è quello che c'è dentro, è il cuore delle persone, della società. E io sono convinta di questo.